In casa, solida e concreta, la Fortitudo Agrigento torna al successo dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia ad appannaggio della Virtus Bologna e la sconfitta esterna sul parquet del Rieti. Gli uomini di Ciani al Palamoncade ieri sera hanno avuto la meglio sul Legnano al termine di una gara difficile e tirata contro un avversario che staziona nelle alte quote della classifica. Questo e molto altro ha detto la gara che i biancoazzurri hanno vinto all'ultimo respiro con il punteggio di 68-67. Il momento liberatorio quando sull'ultima penetrazione di Nick Raivio la palla non ha preso il cammino della retina. Un grande sospiro di sollievo per la Fortitudo che ha messo così le mani sulla vittoria numero 11 tra le mura amiche su 13 gare disputate. Un passo molto importante in avanti in prospettiva playoff. Gara sostanzialmente molto equilibrata. Si è arrivati ad un finale punto a punto grazie alla grande tenuta mentale di Agrigento che con Piazza e Buford a 4 falli sotto 61-65 non si è disunita, anzi ha trovato con carattere e lucidità le giocate per tornare avanti. Prima la tripla dall'angolo del playmaker bolognese, poi l'assist di Zugno per il sorpasso di Belolter e dopo l'ennesima gran risposta di Raivio, Bucci si è conquistato i 2 tiri liberi che alla fine sono risultati decisivi. Diciamo che cuore e grinta sono stati fondamentali, ma credo sia stata il termine ha dato forse una solidità mentale nei secondi 20 minuti, proprio spalmata su tutti i secondi 20 minuti, che ci ha consentito di non concedere mai niente, di stare in bene, azione su azione, palla dopo palla, anche facendo degli errori riuscivamo a recuperarli l'azione successiva, cioè voglio dire, questo tipo di atteggiamento che ha fatto sì che su ogni pallone, in difesa o in attacco che fosse, noi abbiamo giocato con estrema intensità, quindi direi solidità e continuità nell'essere intensi. Credo che nella seconda parte della gara siano state le due cose che hanno un po' fatto la differenza di fronte a una squadra che ha talento, che ha qualità, che ha intensità, che ha mestiere, e quindi perché al di là delle facce giovani e giovanili, questa è una squadra esperta, nel senso che insomma, non sono Maiocco, Mosley, Raivio, Yedioa, Palermo, non sono giocatori di primissimo pelo, ecco. Dal punto di vista tecnico sono molto contento di quello che ha fatto la mia squadra in campo. Sono uno dei campi più difficili del nostro campionato, siamo stati molto bravi a giocare una partita tosta, di grande sostanza, di grande energia, e è una magra e amara consolazione, ma penso che avremmo meritato, per quello che si è visto in campo, di vincere questa partita. Rimane un grosso rammarico perché in un finale punto a punto è logico che ci sono 1000 episodi su cui si può recriminare, e non parlo, voglio dire, dei fischi degli arbitri, ma parlo magari anche di situazioni in cui arriviamo a un centimetro al ferro e sbagliamo, vuoi anche un po' per stanchezza, vuoi per la presenza degli avversari, per cui esco dal campo d'Agrigento io con i miei giocatori con la certezza che abbiamo fatto, ripeto, una partita importante che ha dimostrato, nonostante ancora le importanti assenze, che siamo vivi, siamo presenti, siamo una squadra che lotta e che gioca indipendentemente da chi c'è in campo, e questo non può che farmi piacere.